La squadra mobile di Venezia ha denunciato invece un quindicenne che con la minaccia di un coltello si è fatto consegnare una bicicletta da un tredicenne. Anche di fronte agli agenti, nel corso di una perquisizione domiciliare, il giovane ha tenuto un atteggiamento da bulletto, lo stesso con cui soggiogava alle sue volontà 4 suoi coetanei. Nella camera del ragazzo la polizia ha trovato altri 6 coltelli simili a quello usato per minacciare il tredicenne. Le state vedendo? Quest'ultimo, assieme a 3 amici, stava facendo le acrobazie con la sua bici in un parco pubblico di Mestre. Quando il quindicenne si è avvicinato al ragazzino, gli ha detto di consegnargli la bici. Davanti alle reazioni della vittima è stato il coltello con una lama di 12 cm e l'ha avvicinato alla gola. Si è quindi impostato della bici portandosela a casa. Io mi chiedo, i genitori di questo disgraziato dove sono? Perché se a 15 anni uno tiene in casa i coltelli e la mamma e il papà non dicono nulla, sono complici, anzi sono loro i mandanti. E quindi devono pagare anche i genitori. Semplice. Anche i genitori sono complici. E non mi vedete a dire, ma i genitori lavorano, i genitori se mettono al mondo dei figli hanno il dovere e diritto di seguirli, anche se lavorano, anche di notte. Altro che. Trasporto, e se c'è bisogno, ecco, si mette l'alt, come in una pianta quando sbanda si mette un pezzo di legno e lo si inchioda anche. Che arrivi pure il telefono azzurro, bianco, rosso, verde. Tanto gli spacco le ginocchia e poi arriva anche il giudice, ma le ginocchia io le spacco. Se ho un figlio che si comporta in questa maniera da bulletto, da mafiosetto. Allora, in questo momento arriva una notizia: per aver aggredito e sbeffeggiato un disabile a Fiumicello, 4 minorenni, 16 e 17 anni, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di ingiuria, violenza e atti osceni in luogo pubblico. L'aggressione era avvenuta lo scorso 22 giugno nella zona delle scuole. I 4 avevano aggredito, insultato e mostrato i genitali in segno di disprezzo ad un disabile che aveva sporto denuncia. Dopo indagini sono i carabinieri arrivati ai 4 giovani, tutti studenti residenti a Fiumicello, a San Canzian di Isonzo. Ma quello dico io, finché non si ricomincia, insomma, no, a mettere un freno e a menare le mani, ma a menarle veramente, è un invito che rivolgo ai genitori, no? Vi difendo io al limite, no? Vi portiamo qua. Perché io non capisco se il ragazzo deve diventare delinquente o se invece bisogna raddrizzarlo, no? Perché se arriva a diventare delinquente è la colpa dei genitori. Se i genitori danno uno schiaffo arriva il telefono azzurro. Cioè è incredibile, è incredibile. Te lo ripeto, Poi mi diranno che sono anche in questo caso troppo radicale. Invece è così. Un buon schiaffo non fa mai male, qualche cinghiata nemmeno. Qualche cinghiata nemmeno, perché se 4 studenti, 16-17 anni, mostrano i genitali ad un disabile, lo insultano e quant'altro, meritano solo una scarica di legnate, una scarica di sante legnate. E così ci penseranno 2 volte prima di fare i bulletti, perché quando sono da soli sono bulletti, quando sono in gruppo sono bulletti. Poi li prendi da solo, no? Prendi il personaggio unico e vedi che le orecchie gli si abbassano.